paura, io ho tanta Sì. paura. Sì. Io ho tanta paura. Cioè, inizia facendo avete Saremo capito? io e te, è quella lì? Io ho tanta paura. Ho tanta paura. Ma perché vi diamo così fastidio noi napoletani e Napoli? Cominciamo. Ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e ho voluto iniziare questo video facendo questa digressione sanremese all'indomani della vittoria di Sanremo di Sal Da Vinci, e quello che avete sentito è Fabrizio Biasin. Per chi non lo conoscesse, Fabrizio Biasin è un noto giornalista sportivo, è un noto tifoso interista e viene intervistato da Cronache di Spogliatoio. Lui in questa settimana ha fatto parte della commissione dei giornalisti per dare voto agli artisti di Sanremo, e viene intervistato e gli viene chiesto secondo lui chi potrebbe essere il vincitore di Sanremo, e lui ha paura, ha tanta paura che possa essere Sal Da Vinci, perché è stato osannato nella prima giornata sanremese, è stato applaudito, standing ovation, e quindi lui ha paura che potrebbe essere Sal Da Vinci. Perché faccio questa digressione? Ieri si è giocata Verona-Napoli e parlando in generale della partita, non è stata una bellissima partita del Napoli. Poi per l'analisi più specifica vi rimando all'analisi a freddo che uscirà in questi giorni, vi rimando alla live che faremo domani alle 18 e mi raccomando ragazzi, non mancate alla live domani, in cui parleremo ovviamente di Verona-Napoli, ma parleremo di tutte le altre partite di questa giornata, della corsa Champions, della corsa della lotta salvezza e di tanto altro. Quindi mi raccomando, non mancate. Alle 18 scrivete sul calendario l'appuntamento, promemoria, non mancate. E dicevo, ieri Napoli non ha fatto una bellissima partita, lo dobbiamo ammettere, è normale. Quindi parlando in generale, noi la sblocchiamo con Højlund al secondo minuto, non abbiamo la forza, la convinzione, la cattiveria di andare a chiudere questa partita nel primo tempo, di portarla a nostro favore con un altro gol. E quindi quando tu non chiudi la partita è normale che poi l'episodio dietro l'angolo e succede che sul calcio d'angolo H-Pro ci trafigge. Ora è inutile riparlare perché ormai ci abbiamo fatto il callo, che il calcio d'angolo deriva da un fallo che non è stato fischiato. Ormai quest'anno va così, è un'annata disgraziata per gli arbitri, VAR, AVAR, infortuni, a da passà notate. Poi è inutile riparlare nuovamente, ma lo facciamo lo stesso, di un'espulsione che c'era, ma è stata data un'ammonizione e il VAR ha deciso, ha decretato che non c'era la necessità e il bisogno di intervenire per un cartellino rosso potenziale, ma va bene anche questa. C'è Lukaku al 96esimo che ci salva e ci fa portare questi 3 punti importantissimi a casa per la classifica. Fortunatamente, dopo, ripeto, una partita un secondo tempo non tanto convincente. E dicevo, perché ho fatto questa digressione sanremese? Perché ieri continuano nel 2026 ad esserci questi cori razzisti, beceri, bruttissimi, di razzia territoriale e Navolim Farnì. E mi domando, se ora è normale che l'intervista di Cronaca di Spogliatoi è stata fatta in un modo, con un tono scherzoso, in un tono, divertente, ma anche nel divertimento e nello scherzo io vedo sempre una vena di verità, un po' di verità. Io mi domando sempre: perché vi diamo così fastidio? Cosa c'è che vi dà così fastidio di popolo napoletano, di città napoletana, di città come Napoli e di tifoseria napoletana? Perché? Qual è il motivo? Sarà un caffè, sarà non lo so, sarà che a pizza facciam ccà, facciam bo, non lo so, la butto lì, cerco di sdrammatizzare, però nel 2026 sentire ancora degli insulti a sfondo razziale
dà fastidio, dà parecchio fastidio e fa bene. Mi è piaciuto tantissimo, Salda Vinci quando, dedica la vittoria a Sanremo, a Napoli, alla sua città. Dedico questa vittoria alla mia città, a Napoli, perché rivendico io, come tanti altri, come Salda Vinci, come tutto il popolo partenopeo, rivendichiamo l'identità nella nostra città e ne siamo ed ecco perché dà fastidio quando veniamo attaccati sul solo fatto che siamo napoletani. È un problema viscerale, è un problema culturale a cui dovremmo trovare una soluzione. Ieri è successo un altro episodio, in merito a questo, di un giornalista, di un noto giornalista napoletano, di un'emittente televisiva napoletana, che è Manuel Parlato, che in tribuna stampa al Bentegodi di Verona è stato attaccato, è stato insultato per tutta la durata della partita con insulti a sfondo razziale. Ragazzi, non è normale, non è normale. Accanto a questo ci mettiamo anche gli ululati sentiti, ascoltati a Lukaku dopo il gol. Non è normale, okay? Poi, gli attacchi a Conte, il definire ciccione Lukaku, poi vedete il karma quanto è grande, quanto ci vede benissimo. Lukaku viene attaccato perché Ciccione, che poi Ciccione non è, sarà fuori forma, ma Ciccione non è. Io sfido tutti quanti a volere il fisico di Romelu Lukaku. Li sfido tutti, in primis io. Il karma ci vede benissimo. 96esimo, il karma, punta e Lukaku li purga. E là partono gli ululati che sono stati ascoltati, sono stati sentiti. Io spero che si prenderanno dei provvedimenti per questa cosa qui. E la cosa bella, in risposta a tutto ciò, in quello che dicevo, contro Napoli, contro questa paura che Napoli possa emergere, che Napoli possa emergere, mhmm, io non ritorno a chiedervi il perché c'è questa paura e ripeto, la risposta a tutta questa paura ve la dà stesso Lukaku nell'intervista post partita, che non so se avete sentito, non so se avete letto, cercherò di recuperarla nel frattempo, aspettate un momento, dove lui ringrazia Napoli. Ed è piccola digressione anche su questo. Le parole di Lukaku ci fanno aprire ci fanno pensare a un qualcosa che a volte noi non diamo a cui non diamo peso. Dietro a queste magliette, le divise, la maglietta strisciata, bianconera, nerazzurra, azzurra, tutto quello che volete voi, ci sono delle persone che hanno una vita extracalcistica e quella vita extracalcistica influisce sul campo. Noi a volte come tifosi non pensiamo che oltre quella corsa, quel tiro, quel gol ci siano determinate emozioni, determinati pensieri ed è un qualcosa a cui noi dovremmo iniziare a pensare, dovremmo lavorarci su questo. E le parole di Lukaku fanno breccia nei cuori, fanno breccia soprattutto qui nella testa. Non sono degli automi, non solo perché loro vengono pagati fior di milioni, debbano giocare in un certo modo e portare sempre dei profitti. Sono comunque uomini, sono comunque persone che vivono una vita privata extracalcistica con, gioie e dolori. E ripeto, riprendendo l'audio che vi dicevo, la risposta a tutto ciò che viene detto contro Napoli, per me, è questa. Il mio fratello e per il Napoli che mi ha dato tanto perché prima di arrivare al Napoli ero morto l'anno scorso. Ragazzi, buona domenica a tutti e forza Napoli sempre.